Bella ragazzi, a tutti del Comendone veneziano, ragazzi, andiamo a vedere la fine di stagione e tutte le competizioni, non le so neanch'io chi ha vinto niente. Andiamo raga. Allora, FIFA Club World Cup. Ha vinto il Real Madrid vs Croy Zero. Ok. UEFA Champions League. Va a vincere, attenzione, ha vinto il Real Madrid l'11ª contro il Porto, incredibilmente in finale. Bravo Porto. Qua secondo me ha vinto la Fiorentina, proviamo, spariamo. Ha vinto il Fenerbahce in finale contro l'Olympique de Marseille. Ok. Super Cup. La Super Cup l'ha vinta Real Madrid col Siviglia, sì, giusto perché era l'altro anno. Coppa Libertadores non so neanche se è finita, onestamente. Vediamo. Ah sì? No, non è finita. Unione Espanola vs Nacional. Coppa Sudamericana. Albo d'Oro. Ha vinto ai rigori il Deportivo Cali. E a Recopa. La Recopa non si è ancora giocata. Ok, giusto. Champions League asiatica. La vince il Gamba Osaka, ragazzi. Grande squadra il Gamba. Una squadra di gambe, ragazzi. Ok, England. Barclays Premier League. Vince al Manchester City, poi Arsenal, Liverpool, Chelsea, United fuori dalla UEFA Champions League. FA Cup, fase a eliminazione diretta. Vince il Liverpool contro il City, grande Liverpool. Vabbè, Serie B, vabbè, chi se ne frega, qua non mi interessa. Adesso togliamo la Community Shield. Ha vinto il City con l'Arsenal. Ok. Italia, ragazzi, mi avete un dubbio sulla Coppa Italia che potrei aver perso un posto. Fase delle nazioni d'Italia. Abbiamo visto, ha vinto la Juventus con la Roma, che sono già davanti a me, quindi Supercoppa italiana l'ha vinta, mi sembra, la Juve con la Lazio, perfetto. E Spana, ragazzi, Liga B, via. Barça, Madrid, che spot, 104 e 102 punti. Signori, incredibile, Valencia e Atletico Madrid. Nessuna sorpresa, Copa del Rey. Vince il Barça ancora con Real, sfida stravinta dal Barça. France, League One. Paris Saint-Germain 106 punti, un pareggio e 2 sconfitte. Saint-Étienne, Lione, Marsiglia. Sentite ragazzi che pronuncia come via. Coupe della Liga. Vince il PSG ragazzi. Tanti double, tanti. Olanda, Eredivisie. Ajax, Feyenoord, NAC Breda e poi via di tutti gli altri. Campionato un po' meno, insomma, c'è l'Eredivisie che ha fatto un po' del cazzo ormai. Vince qua il Feyenoord che toglie il double. Portugal. Ha vinto per me il Benfica. No, Sporting Lissabon. Perché è scritto così. Sporting Lisbona, Benfica, Porto. Ok. Per un punto anche, mamma mia. Tacca de Portugal. Vince il Benfica, ragazzi. Double ce ne sono stati, Bundesliga. Vince il Bayern Monaco, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Schalke 0-4. Un buon Bayern che come da pronostico ha vinto. E vince anche con incredibile, ragazzi. Quanti double. In Brasile. Qua vediamo solo i campionati. Il Corinthians. Argentina, Chris for me Argentina, Boca Junior, River crollato all'8º posto. Major League Soccer. Montreal Impact. Farà Libertadores la prima della Champions, dell'America. J-League, bellissimo giapponese. Ha vinto il Kashima Reynolds. Ok, abbiamo visto tutto praticamente. Statistiche. Miglior calciatore dell'anno. Allora, ha vinto Cristiano Ronaldo. Miglior allenatore dell'anno ha vinto incredibilmente Max Allegri. Worst best player in the world, vaffanculo. Cristiano Ronaldo. Calciatore dell'anno in Asia, mi ricordo che aveva vinto il coso, Leandro. Niente, classifica il club, niente, è buono raga, adesso inizia un mercato che sarà molto molto tranquillo. Ragazzi, ho qualche offerta, ma da squadre onestamente... però anche il Bordeaux? Madonna, Santos, River Plate, Toronto. Però chiaramente il progetto è di stare ancora a Palermo, ragazzi. E ho comprato anche Glick in difesa, quindi una bestia. 99esimo sono nel club, ho migliorato tantissime posizioni. Ho preso Glick e Liaic, raga. Quindi chiaramente ho bisogno di tante ali perché
ho visto che si stancano presto, purtroppo Perotti e Joaquin sono vecchiotti, quindi ho preso anche gli Aic, quindi con gli Aic e Glick l'obiettivo Europa League che mi hanno ufficializzato che sono in Europa League, questo mi fa godere. Ragazzi, ecco la formazione per quest'anno, prima giornata che ho Verona, Palermo, che la faremo chiaramente nel prossimo video, sarà Yucani in porta, Fuchs, Rugani, Glick, Darmian, Cataldi, Liaic, Lamela, Joaquin, Dybala, Belotti. Modulo molto aggressivo, l'obiettivo è fare bene il campionato, arrivare almeno in semifinale di Coppa Italia e superare il primo girone di UEFA Europa League, che ancora non ci sono i sorteggi. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!